Io mi auguro che tutto non finisca in una bolla di sapone. Un anno fa siamo andati a votare per l'autonomia del Veneto, adesso il 22 ottobre prossimo c'è appunto la scadenza di un anno e non penso che ci siano dei risultati concreti in cui la Lega e il governo possano portare. Il percorso dell'autonomia veneta rischia di arenarsi a causa delle divisioni tra Lega e 5 Stelle, secondo il deputato PD Nicola Pellicani. Il governo di centrosinistra aveva chiuso un primo tavolo con le regioni per assegnare poteri agli enti locali, in particolare alle regioni, e questo su temi possibili. C'erano già fatto un primo tavolo sulla sanità, su altre questioni. Certo che Zaia sta alzando l'asticella, portando l'obiettivo a un'autonomia anche fiscale che sappiamo che non è realizzabile. Quindi c'è una conflittualità interna alla maggioranza su questo come su altri temi che stanno mettendo in risalto tutte le contraddizioni. Nei giorni scorsi le perplessità del sottosegretario 5 Stelle agli affari regionali Stefano Buffagni erano state respinte dal ministro leghista Erika Stefani. La bozza di un accordo tra Stato e Regione su tutte le 23 materie chieste dal Veneto sarebbe già pronta. Faremo lealmente la nostra parte in Parlamento, promette Pellicani, per sostenere un serio percorso federalista, non basato sulla propaganda ma su fatti concreti. Noi presenteremo una proposta di legge probabilmente sull'autonomia, sull'autonomia possibile e procederemo su questo senso, non solo sul piano nazionale ma anche sul piano veneto, sia in regione e sia sul nostro dibattito interno col partito, perché la sfida è quella di costruire un grande partito con un'impronta federalista.